Riprese le ricerche nelle acque di Cortellazzo dell'imprenditore trevigiano Luciano Miotto, scomparso da sabato durante un'immersione. Intanto uno dei suoi manager dice: dobbiamo ritrovare Luciano in salute. Scontro la scorsa notte lungo la A22 all'altezza di Verona, a perdere la vita Corrado Ferraro, dirigente della Fondazione Arena di Verona, e sempre ieri un altro manager trevigiano è morto in montagna. Grave incidente stradale la scorsa notte a Gaiarino, un 17enne è uscito di strada con il suo scooter finendo in un fossato e ricoverato all'ospedale in gravi condizioni. Dramma della solitudine a Montegrotto Terme, un uomo di 63 anni muore in casa colto da malore, forse per il gran caldo, ma viene ritrovato solo 4 giorni dopo. Si erano radunati sui Colli Ugani per ammirare la luna rossa, ma in quel punto il fenomeno non era visibile. Proteste e polemiche a Monselice dopo un evento organizzato in concomitanza con le piste lunari. Ennesima aggressione a bordo di un autobus MOM, 2 giovanissimi di rientro da Jesolo picchiano il controllore che aveva fatto pagare loro il biglietto. L'episodio domenica mattina a Treviso. Un oggetto, una storia alla Grande Guerra. Oggi vi mostriamo un tirapugni ricavato da un faro di cavallo. Lo preparavano in trincee i soldati per gli assalti all'Arma Bianca. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano un'ampia pagina di cronaca a partire dalle ricerche che sono riprese nelle acque di Cortellazzo di Luciano Miotto, imprenditore, noto imprenditore trevigiano che sabato si era immerso e da quel momento si sono perse le sue tracce. Continuano appunto le ricerche. Allora ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno. Come avete detto da studio sono riprese le ricerche di Luciano Miotto, il 59enne sandonatese, già presidente di Confindustria Veneto, disperso da sabato pomeriggio al largo di Cortellazzo. Miotto, esperto di immersioni, avrebbe accusato un malore mentre si trovava a 2 miglia dalla costa in compagnia di 2 persone, una a bordo barca e l'altra qualche metro sotto il pelo dell'acqua. L'uomo, poco dopo aver iniziato l'immersione in tandem, sarebbe riemerso probabilmente per un malore e dopo essersi tolto una pinna avrebbe perso la presa della scaletta dell'imbarcazione girando su se stesso. L'uomo sarebbe quindi finito nuovamente in acqua andando alla deriva. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla Guardia Costiera di Venezia. Nella zona sono impegnati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco con un robot sottomarino in grado di effettuare immersioni a grandi profondità e quindi facilitare le ricerche. Il territorio è battuto palmo a palmo fino alla foce del Piave, anche con l'ausilio degli elicotteri. È tutto, a voi. Grazie e buon lavoro a Tiziana Bolognani. Naturalmente sono ore di attesa, di angoscia tra amici e familiari di Luciano Miotto e naturalmente anche tra i dirigenti e dipendenti dell'Imesa di Cessalto, l'azienda di Miotto. Abbiamo raggiunto al telefono il direttore generale Valente Chieregato. Sentite cosa ci ha detto. Io personalmente non penso a nient'altro che a una soluzione positiva, penso che le autorità siano al lavoro in maniera proficua e mi auguro che la cosa, cioè io mi aspetto da un momento all'altro una telefonata che mi dica che tutto è stato risolto. Ecco, la fabbrica naturalmente questa mattina ha aperto in maniera totalmente normale e regolare, ci sarà la produzione di questa settimana che essendo l'ultima prima delle ferie è importante, come anche tutte le altre evidentemente, quindi venerdì la fabbrica, come era già previsto, chiuderà per i canonici 20 giorni di chiusura agostana come tutti gli altri anni. Io non sono un esperto, non ho mai fatto un'immersione in vita mia. Ho un cliente che conosco molto bene che invece è molto esperto e conosce personalmente Luciano Miotto da tanti anni e mi ha detto tante volte che è una delle persone più esperte che lui abbia mai conosciuto. Io sono sempre stato abituato ed educato ad affrontare i problemi quando i problemi si pongono, per cui in questo momento penso che tutto deve essere concentrato su ritrovare Luciano in buona salute.
Purtroppo un altro lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta. La scorsa notte il direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, Corrado Ferraro, è morto in un incidente stradale lungo l'autostrada del Brennero A22. Ferraro, 56 anni, si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da ricostruire, si è scontrato con un'auto. Immediatamente soccorso, il dirigente è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove è morto poche ore dopo per le gravissime lesioni riportate. E ci sono degli aggiornamenti perché l'uomo, un 35enne trentino di Rovereto, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato e attualmente si trova rinchiuso nel carcere veronese di Montorio. L'uomo si trovava appunto nell'auto che ha tamponato la moto di Ferraro. Il dirigente della Polizia Stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti, in una conferenza stampa ha spiegato che l'automobilista è stato sottoposto per 2 volte all'alcol test, risultato positivo all'etilometro nelle 2 prove. L'indagato ha tamponato la moto di Ferraro, che è rimasta incastrata sotto l'auto. I 2 mezzi hanno preso fuoco e sono andati completamente distrutti. E continuiamo con la cronaca, perché un altro manager trevigiano ha perso la vittima in montagna, colpito da un frammento di roccia. Doveva essere un'escursione come tante altre per lui, appassionato da sempre di montagna, e invece da un costone si è staccato un masso che lo ha colpito alla testa uccidendolo, vittima dell'incidente in montagna ieri pomeriggio, poco dopo le 17, alle pendici del Legorai in Trentino, un manager di paese, Gianfranco Burlini, 56 anni, colpito dal frammento di roccia. Il professionista è rotolato giù dalla scarpata. L'episodio ha quota 1500 metri. L'amico che era con lui ha immediatamente allertato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Burlini, ex allievo del Collegio Pio X di Treviso, laureato a Padova in ingegneria meccanica, aveva a lungo lavorato al gruppo Carraro e quindi all'Aprilia di Noale, per approdare poi all'azienda Forgital di Vicenza. La salma è stata ricomposta all'ospedale di Borgo Valsugana in attesa dell'arrivo dei familiari. E stava facendo un'escursione sempre in montagna una 27enne trevigiana che è stata morsa da una vipera. È fuori pericolo, ma rimane ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Belluno la ragazza di 27 anni di Zero Branco, che ieri pomeriggio è stata morsa da una vipera. La giovane, insieme ad alcuni escursionisti, stava facendo una passeggiata a Falcade, nei pressi del rifugio Flora Alpina a 1800 metri d'altezza, quando ha avvertito un dolore alla caviglia. È a quel punto che si è accorta del morso del serpente. Nonostante il terrore iniziale, la 27enne è riuscita, con l'aiuto degli altri escursionisti, a raggiungere il rifugio e a chiamare i soccorsi. Il SUEM ha trasportato la ragazza all'ospedale di Belluno, dove si trova tuttora ricoverata. Un'anziana donna di 69 anni di Lonigo nel Vicentino è morta questa mattina in un incidente stradale accaduto a poca distanza dalla sua abitazione. Secondo quanto ricostruito, l'anziana, che si stava recando al mercato settimanale, è stata travolta da un'auto guidata da un automobilista del posto. La 69enne è finita sul cofano ed è stata poi sbalzata in avanti per diversi metri. Nonostante il tempestivo intervento dell'ambulanza del SUEM, purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. E grave incidente stradale la scorsa notte intorno alle 3:15 a Gaiarini, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 17 anni è uscito di strada autonomamente mentre si trovava in sella al suo scooter per cause ancora da accertare. Il giovane ha finito la sua corsa in un fossato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del SUEM che ha trasportato il ragazzo al Cafoncello. Le sue condizioni sono considerate molto gravi. Ci spostiamo nel Padovano con un dramma a Montegrotto Terme. Un uomo muore in casa, ma i vicini se ne accorgono dopo 4 giorni. Montegrotto sono stati i vicini a dare l'allarme dopo che da alcuni giorni non vedevano il 63enne. L'uomo però è stato trovato morto per cause naturali nella sua abitazione dai carabinieri, che sono entrati in casa insieme al personale del SUEM 118. È una tragedia che si può collegare sia alla solitudine, il 63enne viveva da solo, sia al grande caldo di questi giorni, che potrebbe essere alla base del malore fatale che ha colpito l'uomo, che sembra fosse deceduto da almeno 4 giorni e che aveva lasciato le finestre aperte. E adesso ci colleghiamo con Tommaso Stoppa, perché ci sono degli aggiornamenti in merito alla vicenda di un'auto andata in fiamme nella notte tra sabato e domenica. A te la linea, Tommaso, buongiorno.
Sì, buongiorno da Chirignago, dove ci sono sviluppi sull'incendio di un'auto nella notte tra sabato e domenica alle 3:30. Erano intervenuti i vigili del fuoco. Ora è spuntato un testimone che avrebbe visto 2 persone lanciare del materiale infiammabile sotto l'auto per poi allontanarsi il prima possibile. Quindi si tratterebbe di una sorta di bomba incendiaria di matrice evidentemente e chiaramente dolosa. Se questa testimonianza venisse confermata, vi sono dunque indagini in corso per identificare le 2 persone avvistate e le forze dell'ordine stanno cercando di capire se il proprietario dell'auto possa aver avuto attriti con qualcuno, se abbia ricevuto mai delle minacce. Per il momento da Chirignago è tutto, vi restituisco la linea. Ennesima aggressione a bordo di un autobus della MOM, è accaduto ieri intorno a mezzogiorno a Treviso. Vedo già collegato in diretta Lucio Zanato che ci racconta quanto accaduto. Buongiorno Lucio e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori della prima edizione del telegiornale di Antena 3, sono con il direttore generale di MOM e sarà lui a raccontarci cosa è successo ieri e che è capitato proprio qui dall'ex Amice, diciamo lungo Sile Mattei. Sì, buongiorno a tutti. Fa parte di una strategia, di una tattica, quella di portare, quindi fare determinati controlli in aree sicure, laddove d'intesa con le forze dell'ordine siamo in grado di intervenire in caso di bisogno, e così è stato ieri. Ecco, ci racconti brevemente cosa è successo. Ma la linea di Jesolo-Treviso è una linea calda, sia nell'andata che nel ritorno, e noi con le forze dell'ordine, con il prefetto e con il questore la teniamo sotto controllo. È successo, come si è letto sul giornale, quindi dei ragazzi che trascorsa la giornata e la nottata poi a Jesolo ritornano a casa. Alcune volte pagano regolarmente il biglietto, altre volte invece creano ostacoli. I nostri autisti, così come i controllori che sono disseminati lungo le varie tratte, sanno cosa fare e quando è il momento interagiscono ed intervengono proprio d'intesa con le forze dell'ordine, come è stato. Però qui c'è stata un'aggressione, qui è finito all'ospedale il vostro controllore. Sì, ha ricevuto un ceffone, ho letto sul giornale tante cose, allora ha ricevuto un ceffone e ha avuto qualche giorno di prognosi, però è già uscito dall'ospedale, quindi è già a casa tranquillo. Ahimè, fa parte purtroppo del nostro lavoro. Io ricordo sempre che loro sono per definizione incaricati di polizia amministrativa, quindi il loro compito è quello di verificare che a bordo tutti viaggiano regolarmente, non possono fare altre azioni, laddove sono passivi qualcuno un po' Allora le devono prendere e basta? No, non le devono prendere, d'intesa proprio si cerca di evitare di prenderle, anzi proprio quando succede questo, come è successo, intervengono subito le forze dell'ordine che erano qua già pronte e appostate. Francesca? Sì, una domanda per il direttore. Questo è l'ennesimo episodio, in questo caso c'è stato un ceffone, seppur un gesto condannabile, in altre occasioni ci sono stati insulti, ci sono state aggressioni anche più violente, spesse volte le donne vittime. Che cosa fare di più, direttore, per arginare questi fenomeni che troppo spesso si registrano all'interno degli autobus vostri, della MOM? Allora, voi come clienti vedono solamente la punta dell'iceberg, dietro c'è tutto un lavoro di intelligence, di apparecchiature, di strumentazione che abbiamo messo in atto e concertato con le forze dell'ordine, quindi a seconda della gravità e tutto i nostri comunque operatori, così come il nostro patrimonio aziendale, è sempre monitorato e controllato. Poi è ovvio che lì è sulla rapidità dell'intervento e non sempre riusciamo a prevenire o ad evitare che ci siano degli episodi un po' più gravi. Ecco, che fine faranno questi 2 ragazzi? Beh, sicuramente sono stati identificati, noi sporgeremo querela e quindi ci sarà poi tutto l'iter procedurale del Tribunale. Se non ci sono altre domande, Francesca, io restituirei la linea allo studio. Grazie Lucio e grazie al direttore per il suo intervento. Naturalmente torneremo su questo episodio anche questa sera nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Adesso ritorniamo in provincia di Padova perché sono scoppiate proteste e polemiche a Monselice dopo un evento organizzato in concomitanza con l'eclissi lunare. Sentite cosa è successo.
Eclisse di luna movimentata a Monselice, dove un evento organizzato al Parco Cava delle More per godere del fenomeno in compagnia di musica e ristorazione si è concluso in una polemica che potrebbe avere strascichi. La scoperta che la luna non era visibile a causa dei colli ha infatti surriscaldato gli animi, provocando in diversi presenti che hanno lasciato il parco per osservare altrove l'eclisse vivaci proteste e richieste di rimborso del biglietto. Da parte sua l'organizzazione ha replicato, spiegando che l'eclisse sarebbe stata visibile a partire da poco dopo le 22, come comunicato nell'evento Facebook e tramite mail, e che comportamenti violenti ed ingiuriosi di cui si sarebbero resi protagonisti alcune persone verranno portati all'attenzione della Procura, che ne valuterà la rilevanza penale. Voltiamo pagina, l'economia, 110 nuovi cantieri pronti ad aprire nel comune di Venezia, e la speranza della CGIA è che servano a rilanciare il settore dell'artigianato mai davvero uscito dalla crisi. L'artigianato non si è ancora risollevato chiaramente dal periodo del 2000, dagli anni precedenti alla crisi 2006-2007, sta soffrendo i soliti comparti, l'edilizia, i trasporti, un po', che sono quelli un po' trainanti, e tutti quelli che ci stanno intorno. La crisi non è mai finita per artigiani e piccoli imprenditori, sui quali pesano una serie di difficoltà che hanno impedito di trovare una via d'uscita dal tunnel in cui è sprofondata l'economia italiana a partire dal 2009. Prima fra tutte una pressione fiscale che sui contribuenti fedeli al fisco, calcolano dal centro studi della CGIA, pesa per il 48,3%. Per chi lavora nella terraferma veneziana il futuro è sempre più spesso nel turismo, sostengono dalla Camera Artigiana, i cui vertici hanno incontrato nelle scorse ore il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per un'amichevole conversazione sullo stato dell'economia nel territorio. Nell'occasione sono stati illustrati per sommi capi i 110 investimenti privati cui il Comune ha dato il via libera negli ultimi 3 anni, che nei prossimi mesi consentiranno di aprire altrettanti cantieri. Progetti, spiegano dalla CGIA, in gran parte rivolti a riqualificare la città e che consentiranno a molti artigiani di lavorare. Mestre è una città che si sta sempre più focalizzando con una vocazione turistica, e questo lo vediamo un po' anche con le nuove opere che stanno nascendo, e speriamo che sia il turismo un'occasione di rilancio. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Domenica. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. La Regione Veneto ha pubblicato l'avviso per la presentazione di istanze di cofinanziamento regionale alla redazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. A disposizione dei comuni un finanziamento complessivo pari a 800.000 euro. Stiamo agendo anche per quanto riguarda i comuni e i territori con il bando di abbattimento delle barriere architettoniche, 800.000 euro per i comuni per la redazione del PEBA. Si chiama PEBA, è l'acronimo di Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, ed è promosso dalla Regione Veneto per garantire la fruibilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico, che è condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità. Lo scorso 13 luglio sul BUR è stato pubblicato l'avviso rivolto ai comuni che possono approfittare dei contributi messi a disposizione dalla Regione per la redazione dei PEBA. Sappiamo insomma, che anche i comuni hanno bisogno appunto di adeguarsi, di abbattere le barriere architettoniche e far sì che tutti i territori, tutte le strutture pubbliche e non pubbliche siano accessibili per tutti. Il bando mette a disposizione dei comuni un importante finanziamento per la copertura del 50% della spesa sostenuta. Abbiamo appunto messo a disposizione 800.000 euro per i comuni sopra i 10.000 abitanti che vorranno adeguarsi e quindi predisporre il cosiddetto PEBA, ossia il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e noi partecipiamo, contribuiamo fino a un massimo del 50% nella redazione di questo piano. Piano importante perché non solo mette in evidenza i punti più critici, quindi i punti che vanno in qualche modo ritoccati, ma anche perché permetterà poi negli altri bandi dei lavori pubblici di acquisire punti. L'auspicio è che l'incentivo possa agevolare i comuni, pochi quelli che fino ad ora si sono dotati del PEBA. Primo riscontro, avevamo fatto diciamo così un monitoraggio iniziale ed effettivamente i comuni che hanno il PEBA sono pochi. Speriamo con questo nuovo incentivo invece di riuscire a far coinvolgere molti più comuni del Veneto. Il neodirettore del Museo M9 racconta cosa troveranno i mestrini all'apertura a fine di quest'anno.
Aprirà i battenti a inizio dicembre nel cuore di Mestre l'M9, definito museo multimediale senza oggetti e collezioni dal suo neonominato direttore Marco Biscione. Dei suoi contenuti ancora non si sa molto, al di là del fatto che sarà centrale la multimedialità. E la criptica descrizione che ne viene fornita contribuisce solo in parte a sciogliere il mistero. M9 offrirà un'esperienza della storia, della trasformazione dell'Italia del Novecento, ma poi soprattutto un museo della modernità e un museo che ci permetterà anche di guardare al futuro. Quindi non è solo un museo della storia del Novecento, ma è un museo della vita quotidiana, è un museo dell'esperienza quotidiana. Ex direttore del Museo d'Arte Orientale di Torino, Biscione vanta una lunga esperienza a livello di comunità europea ed è stato scelto tra 118 candidati per guidare il progetto portato avanti da anni dalla Fondazione Venezia, che ha investito 110 milioni nella riqualificazione di una vasta area nel centro di Mestre. Accanto alle 8 aree tematiche multimediali per raccontare il Novecento attraverso anche il materiale di oltre 100 archivi, nel nuovo museo ci sarà un auditorium cinema con 200 posti dotati di visori per la realtà virtuale. Al terzo piano è prevista un'area di 1400 metri quadri per esposizioni temporanee. La prima sarà una mostra sull'Italia vista dai maggiori fotografi del Novecento. Si parla del passato anche per capire il presente e questo aspetto in M9 è particolarmente forte perché ci parla delle trasformazioni che l'Italia ha avuto nel Novecento partendo anche dalla vita quotidiana, dall'esperienza quotidiana. Quindi è una storia attraverso cui sono passati tutti gli italiani. Per la nostra rubrica dedicata agli oggetti, alle storie della Grande Guerra andiamo a Revine Lago, dove ancora oggi magari preparando l'orto si possono ritrovare oggetti che non possono non far riflettere. Visto così è un pezzo di ferro di cavallo con delle borchie per far presa su pietra o ghiaccio, ma girandolo racconta tutta un'altra storia che parte da un ritrovamento del tutto casuale. L'ha trovato nel campo mentre levavo le patate e sarebbe un pezzo austriaco chiamata noccoliera o tirapugni, diciamo, che li facevano durante il periodo della guerra. Siamo a Revine Lago ed Edoardo Cattel, per tuttidino, ci fa vedere questo oggetto che racconta di come l'uomo possa trasformarsi in animale da combattimento fino all'ultimo sangue, una violenza che usava tutto durante gli assalti all'Arma Bianca. Questo tirapugni era quando facevano l'assalto alla baionetta, serviva anche per difesa personale, oltre che ad operare la baionetta. La storia finora ci ha consegnato la crudezza delle trincee con le armi da fuoco, ma c'è un'altra guerra nella guerra, dove la follia omicida riportava gli uomini alle caverne, con le teste fracassate a colpi di pietra, mazze ferrate per dilaniare i corpi dopo averli trafitti con le baionette, fino ad arrivare ai volti sfigurati dai pugni sferrati con questi oggetti, costruiti e adattati nei lunghi tempi di attesa tra un assalto e l'altro. Infatti pochi sanno che con il tirapugni modellato adeguatamente non solo si offendeva, ma si difendevano le nocche della mano, indispensabili per poter continuare ad utilizzare il fucile. Ma l'utilizzo di questo terribile tirapugni austriaco non finiva qui. Non a caso, infatti, è finito nell'orto di casa. E poi anche quando facevano inquisizioni nelle case, che andavano a rubare, e se il padrone della casa si difendeva, loro gli davano un pugnone con questo oggetto. Inevitabile per Edoardo Cattel la riflessione su questo oggetto, ma soprattutto sulla Grande Guerra. Fa ricordare la violenza che è sempre stata e sarà ancora comunque in ogni caso, perché non è finita qua. Speriamo di no. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con Ring, la politica alle corde questa sera in prima serata a partire dalle 21:15. Ultima puntata di questa stagione, prima della pausa estiva. Ospite in studio il governatore del Veneto Luca Zaia, al centro il tema dell'autonomia del Veneto, ma il governatore parlerà anche di decreto dignità, Olimpiadi invernali e tanti altri temi legati alla politica territoriale e nazionale. Appuntamento dunque alle 21:15 con Ring. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Inizio di settimana in compagnia del bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole ovunque, ampio soleggiamento dunque, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.
Possibili soltanto degli isolati acquazzoni di calore sui rilievi al pomeriggio, ma generalmente di breve durata e di debole intensità. Clima rovente con temperature minime tra 20 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 37 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio qualche addensamento sui settori alpini anche con qualche precipitazione associata. Temperature minime tra 23 e 25 gradi, massime comprese invece tra 33 e 36 gradi. Vediamo infine che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento su tutta la nostra regione, specie al mattino. Col passare delle ore si accenderà l'instabilità con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 36 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.